Sono 160 i migranti ospiti nella tensostruttura di Porto Empedocle in attesa di essere trasferiti, gestita dalla Croce Rossa Italiana. Continuano le indagini sullo stupro avvenuto a una ragazza a Palermo da parte di 7 giovani, intervento della docente Giovanna Corrao e dell'assessore alla famiglia Nuccia Albano. Ricorre oggi il centenario dell'uccisione di Don Minzoni, cui è stata dedicata la piazza nel centro storico della città, dove sorge la cattedrale, una ricorrenza che andava attenzionata in altra maniera per la chiesa agrigentina. Entra nel vivo a Favara la festa di San Giuseppe, a Montevago successo dello spettacolo dedicato al Walt Disney nell'ambito delle iniziative dell'estate montevaghese. Il giocatore Takuri Marimoto da oggi ad Agrigento giocherà nell'Agragas. Domenica è probabile una sua presenza nella prima partita ufficiale dei preliminari di Coppa Italia con la Nuova Egea. Deni smentisce ogni trattativa sulla vendita della squadra. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento tradizionale di TV Notizie. Sono circa 160 i migranti che oggi sono ancora in transito nella struttura di accoglienza a Porto Empedocle, arrivati in questi giorni da Lampedusa, saranno trasferiti in giornata presso altre strutture della Campania. Noi ci siamo recati sul posto e abbiamo sentito i responsabili della Croce Rossa Italiana che gestiscono volontariamente la tensostruttura. Sono circa 160 i migranti che oggi sono in attesa di essere trasferiti nella tensostruttura a Porto Empedocle provenienti da Lampedusa, che il Ministro dell'Interno ha deciso di utilizzare momentaneamente in attesa che una più grande in fase di costruzione nella zona Caos venga completata. È solo un punto di passaggio, ha assicurato ieri il prefetto Romano, in attesa di essere trasferiti in altre destinazioni di accoglienza in Italia. Giorni fa il pienone durante le 3 giornate di Ferragosto, dove si era creato momenti di tensione per via dell'alto numero dei migranti in transito e perché non si trovavano i pullman per il trasporto dei migranti. È anche una manifestazione di operatori turistici che si sono incatenati, preoccupati che a Porto Empedocle si creassero delle condizioni ostative, in particolare quando si era ventilata l'ipotesi di utilizzare il palazzetto dello sport Amel. Solo un'ipotesi che i rappresentanti della prefettura avevano fatto per alloggiare i bambini e i migranti. Ma poi la stessa era stata accantonata in quanto l'ex palazzetto dello sport al momento non è agibile ed è pericoloso e presenta un solo bagno. I migranti oggi saranno trasferiti nella mattinata con destinazione Napoli o altri centri della regione Campania. Una giornata di calma, quella odierna, a detta dei rappresentanti della Croce Rossa Italiana che volontariamente gestiscono la struttura di Porto Empedocle. Siamo con Angelo Vita qui alla stazione di Porto Empedocle dove arrivano gli immigrati, un alloggio provvisorio. Ecco, facciamo un consuntivo, tu sei responsabile della Croce Rossa qui di Agrigento, da circa un mese che lavorate costantemente con momenti anche di grande difficoltà come è stato quello di Ferragosto. Sì, da metà luglio diciamo che c'è stato un grande afflusso di migranti, in particolar modo durante il 14 e il 15 agosto. Di solito diciamo, questa realtà è veramente di passaggio, il tempo necessario che ci sono i pullman e i migranti vanno nelle loro destinazioni. In occasione del 14 e 15 di agosto ci sono stati problemi nel trovare diciamo, i mezzi e quindi diciamo, abbiamo avuto più di 1500 migranti. Obiettivamente diciamo, ci sono stati momenti di tensione, nel senso che essendo una struttura veramente precaria di passaggio c'erano molte persone, però obiettivamente diciamo, i migranti hanno collaborato, tant'è vero che come avrete visto, specie il giorno di Ferragosto, è stata organizzata delle partitelle, grazie anche all'input di un migrante che nella sua terra faceva l'arbitro, sia io che il dottore Gabriele abbiamo giocato insieme anche agli altri volontari, abbiamo giocato insieme ai migranti, è stata una bellissima esperienza. Voi come li accogliete? Qual è la vostra assistenza che fate in maniera pratica?
Ma niente, noi diciamo, gli diamo da mangiare, gli diamo eventualmente diciamo, del vestiario, delle ciabatte, delle cose di prima necessità che sono regolarmente date dalla prefettura. Diciamo, la cosa bella è, anche se potrebbe sembrare triste, quando vediamo arrivare quelle famiglie con i bambini. Lì ci rendiamo conto che questi poveri migranti veramente rischiano la vita, come è capitato giorni fa, di vedere qua a Porto Empedocle delle barre, rischiano la vita e vengono qua per cercare diciamo, la terra cosiddetta promessa. E un particolare che mi ha sempre colpito, e lo dico sempre, è quando diciamo, i nostri volontari e volontari accudiscono questi bambini dal dare il latte e i pannolini, le mamme ti chiedono più di un pannolino, perché per noi diciamo, è una cosa ovvia, non c'è bisogno di avere delle scorte dei pannolini, per loro sì, perché è una cosa molto importante, anche perché non ne hanno, cioè delle cose che per noi sembrano banali, per loro non lo sono, perché sono di vitale importanza. In quanti siete impegnati in questa assistenza? Ma dipende dai numeri, possono essere 10 volontari, 15, 5, dipende dall'afflusso dei migranti che arrivano. Per esempio oggi è una giornata tra virgolette diciamo fortunata, ci sono circa una 150 di migranti e ci sono qua diciamo 6 volontari. Diciamo, sono di quelle giornate che speriamo che siano sempre così, perché diciamo, le possiamo accudire e anche loro diciamo, stanno meglio. Ci sono altre associazioni Onlus che vi collaborano? No, siamo di solito soltanto noi Croce Rossa. È capitato qualche volta che è venuta la protezione civile, più che altro anche per portare e per montare i gazzebi che sono tutti della protezione civile. Qual è il grado di accoglienza degli empedoclini? C'è stata anche qualche manifestazione in senso contrario qualche giorno fa davanti al Palazzetto dello Sport? Sì, diciamo, il problema ritengo che sia sempre un difetto di comunicazione e di informazione, nel senso che giustamente il titolare di un locale pensava che andando diciamo, a portare i migranti davanti al suo locale poteva arrecare danno, ma era veramente una cosa di passaggio di un paio di giorni, che poi questo non si è assolutamente verificato. Con cos'è che si auspica da questa, anche la sua esperienza, quanto è importante anche per il ruolo che lei ha? Ma, io direi, mi auspico che questa cosa finisca, perché è un sogno, un'utopia, perché io penso che venire in questa terra è come quando i nostri nonni e bisnonni emigravano per andare a cercare fortuna, e questo diciamo, fortunatamente non si verifica più. Io spero che anche loro arrivi un momento in cui non ci sia più bisogno di scappare dalla loro terra, perché nella loro terra possono trovare quello che gli manca. Un'esperienza importante questa che state vivendo qui a Porto Empedocle. È stato un mese di agosto particolarmente difficile, in particolare nel periodo di Ferragosto. Ecco, una sua esperienza, ci racconti qualcosa? È stato difficile, però è anche molto gratificante, perché capire di poter aiutare questi migranti che in questo momento non hanno nulla e hanno solo delle grandi difficoltà, soprattutto di comprensione, perché arrivano in un posto dove non conoscono la lingua, non conoscono quello che devono fare, non conoscono quale sarà il loro futuro, perché non sanno effettivamente se questo viaggio si concluderà in Italia, se ne andranno magari in paesi all'estero dove si faranno il ricongiungimento con i propri familiari, quindi è un po' tutto un'attesa diciamo per loro. Ed essere gratificati da loro, che anche ti ringraziano per quel poco che noi facciamo, è fondamentale, è veramente gratificante. Lei è stata anche a Lampedusa? No, non sono mai andata a Lampedusa. Come pensa che si potrebbe anche un po' migliorare il servizio qui a Porto Empedocle? Intanto quando sarà fatto l'hotspot sarà sicuramente diverso, perché loro avranno un posto dove dormire, dove potersi fare una doccia, dove avere una struttura che è degna diciamo, di
di un ricovero anche soltanto per qualche giorno. C'è una preoccupazione da parte dei cittadini, magari che non si vuole fare il Porto Empedocle un nuovo hotspot tipo Lampedusa. Ecco, sottolineiamo che almeno nelle intenzioni del governo c'è quello di solo un punto di transito. Ma io non mi occupo, diciamo, di cose politiche, quindi non so, diciamo, come verrà organizzato l'hotspot. Certo. Sicuramente, insomma, come è successo qui in questi giorni, loro hanno avuto poco contatto con i cittadini, non hanno mai avuto contatto. Quindi non so come verrà organizzato e quindi non so nemmeno se loro rimarranno soltanto per qualche giorno per poi essere trasferiti in altre strutture o rimarranno qui fin tanto che non completeranno l'iter per avere il diritto d'asilo o essere rimandati, certo. Insomma, perché magari non hanno nessun diritto a stare sul territorio italiano. Quindi, ripeto, io noi non ci occupiamo di queste cose. Comunque in ogni caso dico, la Croce Rossa è stata sempre pronta e lo sarà anche per ogni evenienza. Certo, certamente, come lo è stata anche in altri tempi, insomma, non è la prima volta che succedono queste cose a Porto Empedocle, anzi, prima venivano proprio gli sbarchi. In questo caso è soltanto trasferimenti da Lampedusa, quindi certo che sarà pronta a fare il proprio servizio. È stato Angelo Flores a organizzare tutto, sarebbe questa la versione di Cristian Maronia, uno dei 7 indagati per lo stupro ai danni di una 19enne al Foro Italico di Palermo. Intanto proseguono gli interrogatori sulla sconvolgente casi di violenza sessuale di gruppo che ha attirato l'attenzione di tutta la Sicilia e del resto d'Italia in questi ultimi giorni. È stato Angelo Flores a organizzare tutto e questa è la versione di Cristian Maronia, uno dei 7 indagati per lo stupro ai danni di una 19enne al Foro Italico a Palermo. Proseguono intanto gli interrogatori sullo sconvolgente caso di violenza sessuale di un gruppo che ha attirato l'attenzione di tutti i siciliani e del resto d'Italia in questi giorni. Di fronte al GIP Marco Gaeta, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, il 19enne Cristian Maronia, uno dei ragazzi arrestati per lo stupro, avrebbe accusato Angelo Flores di essere la mente dietro la vicenda. Pare infatti che Flores, per il quale il Tribunale di Riesame di Palermo ha confermato il carcere dopo l'interrogatorio di ieri, fosse l'unico a conoscere effettivamente la vittima e sarebbe stato lui, sempre secondo quanto emerso dalle prime indagini, a riprendere tutto in un video finito sul web. Pare che Maronia, da 2 giorni protagonista di misteriosi video su TikTok in cui risponderebbe agli insulti discolpandosi dell'accaduto, abbia smentito di avere forzato la giovane e di andare al Foro Italico. Abbiamo deciso tutti insieme di andare verso la cala e il Foro Italico, dice. Anche la sua versione sarebbe diversa da quella confermata dai video in mano agli inquirenti. Mi sono rovinato la vita, avrebbe detto Maronia tra le lacrime, dicendo di non essere stato a conoscenza del fatto che la ragazza non fosse consenziente. Saranno interrogati davanti al GIP Marco Gaeta di Palermo anche altri 2 indagati per lo stupro. Il tribunale dovrà pronunciarsi sull'istanza di scarcerazione presentata dai legali e un altro dei giovani arrestati, tra cui Cristian Barone. Samuele Lagrazza, altro indagato per lo stupro di Palermo, si sarebbe detto pentito di quanto accaduto. Dovevo andare via, avrebbe detto. Elio Arnao, con gli altri 2 interrogati, avrebbe ammesso la propria colpa dicendo di avere fatto una cavolata. Tra gli indagati solo uno minorenne all'epoca dei fatti, ora neomaggiorenne, sarebbe stato scarcerato e trasferito in una comunità. La galera è di passaggio, si ritorna più forti di prima, avrebbe scritto su social TikTok, anche se c'è chi all'autenticità di questi messaggi non crede, così come alla presenza di numerosi gruppi su social Telegram in cui si promette la possibilità di scaricare i video della brutale violenza sessuale. Allora, oggi cosa siete venuti a fare come Noi siamo venuti a essere qua per dimostrare la nostra vicinanza alla parte lesa. Dico, ma a parte questo, quello che non funziona secondo me è il fatto che i ragazzi, qualunque provenienza siano, hanno la certezza, la sensazione che non si corre alcun rischio commettendo qualsiasi crimine, perché la giustizia non ci accompagna in questo disonesto percorso di vita. Grazie.
Quali possono essere le azioni immediate? Le azioni immediate noi le avevamo già chiesto il 12 giugno col corteo che chiedeva per Palermo più sicurezza e legalità. L'abbiamo manifestato in prefettura, al capo gabinetto e all'addetto alla sicurezza. Continuiamo ad attendere un invito affinché ogni consigliere che rappresenta centinaia e centinaia di residenti che regolarmente raccontano di situazioni anche di pericolo e di gravità per poi essere manifestate in prefettura. Noi chiediamo l'incontro col prefetto affinché si faccia qualcosa per la nostra Palermo e per il nostro centro storico. Allora, ma quali sono le cose pratiche che si possono immediatamente fare? Allora, io sono abbastanza in imbarazzo a trovarmi qua nella veste di consigliere, proprio perché eletto è parte politica in qualche maniera dell'amministrazione della città. Le forze dell'ordine e la polizia attengono ad altri ambiti, ad altre sfere. Quello che io chiedo, ho chiesto ieri al Presidente, ho dato una richiesta di convocazione in aula del sindaco e dell'assessore alle politiche sociali, perché il tema non è soltanto legato al controllo mancato o alla presenza, che sono cose per me ovvie. Questo non può esistere in una città per decenni. Non può mancare il controllo della polizia sul territorio in questa maniera. Comune, polizia municipale, altri ambiti. Io chiedo quali sono le misure che la politica decide di mettere in campo sul piano sociale, dove sono gli educatori di strada. Il percorso è lungo e non si può portare avanti soltanto con la repressione. E sull'accaduto è intervenuta con un messaggio sui social la professoressa Giovanna Corrao dopo il gravissimo episodio di violenza sessuale a Palermo. Sentiamo l'intervista alla stessa docente Giovanna Corrao. La situazione purtroppo è sfuggita di mano in maniera estremamente crudele, perché di crudeltà si parla, di malvagità si parla. Il mio sfogo riguarda una problematica estesa. Io non parlo nello specifico contro una persona in particolare, contro una famiglia, ma contro una ormai schiera sociale, una comunità educante che di fatto è inesistente, perché ognuno si gira dall'altra parte e poi alla fine ognuno si guarda l'orto di casa propria. Non è così, perché le famiglie che sono investite da una povertà educativa sono tantissime. Io non mi riferisco soltanto a quelle famiglie che hanno la sfortuna di avere dei problemi di natura socio-economica, che vivono in dei quartieri deprivati. Non è così, perché adesso la povertà educativa riguarda tutti gli adulti di tutti i ceti sociali. Io comprendo che i genitori sono stanchi, sono avviliti, perché sono fagocitati dalle responsabilità, dalle scadenze, dagli obblighi, e sono chiamati a dare sempre di più ai figli, senza neanche avere poi più tempo per se stessi. Quindi quando io, tra l'altro, nel mio video ho detto, tra virgolette, in siciliano ci si dia, che da noi significa appunto sono stanchi e quindi preferiscono mollare la presa, è anche normale che ci si dia, perché sono avviliti, sono stanchi e non hanno più neanche i genitori tempo per se stessi. Quindi io vi dico, se dovete fare un figlio per perfezionare la vostra figura sociale, non lo fate, perché non si diventa genitori nel momento in cui si partorisce. Si diventa genitori strada facendo. È cambiato il modo di essere figli ed è cambiato anche il modo di essere genitori. Lo stato attuale, cos'è andato storto? Allora, sicuramente siamo in una società liquida, come dice Bauman, dove c'è molta confusione. Nel termine confusione è racchiuso il significato pregnante. Confusione, c'è la mescolanza di tante cose, troppe cose. In mezzo a tutta questa confusione, le persone che non sono strutturate, forti, culturalmente forti, non sanno più discernere tra cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa è utile e cosa non lo è. Se lei avesse modo, ovviamente non è possibile, di dire qualcosa ai genitori di questi ragazzi autori di questo tremendo crimine, cosa direbbe loro? Da mamma, da insegnante? Dovete avere tanta forza e dovete farvi forza all'interno della vostra struttura familiare e dovete fidarvi gli uni degli altri, perché quando succede un
un dramma, quando succede una disgrazia, bisogna che in quel momento la vita è distrutta. Allora, siccome l'essere umano è fatto per migliorare, è fatto per guarire, il corpo umano è fatto per guarire, la disgrazia può succedere, la malattia può succedere, però occorre che la vita torni a farsi spazio nella non vita dopo un dolore. Quindi fatevi forza, unitevi e soprattutto cercate di capire in che cosa non è andato il vostro progetto genitoriale. Chiedete aiuto, non vi vergognate, perché la vita è fatta anche di queste disgrazie. E sull'attentato è intervenuto anche l'assessore regionale Nuccio Albano, che afferma: ho ascoltato attentamente le parole della professoressa Giovanna Corrao dopo il gravissimo episodio di violenza sessuale di Palermo. Da nonna, mamma e da assessore alla famiglia condivido molto di ciò che ha detto, e per questo che oggi pomeriggio ho deciso di mettermi in contatto con lei. Credo che tutti insieme abbiamo l'obbligo di risalire la china del fallimento sociale di cui l'insegnante parla nel video. Ho proposto alla Dicente, continua l'assessore Albano, di confrontarci sugli strumenti comunicativi più utili per sensibilizzare l'opinione pubblica e per svegliare le coscienze. Abbiamo condiviso la necessità di sostenere azioni sinergiche che possano favorire una rinascita dei valori sia tra i giovani che all'interno delle famiglie, conclude l'assessore Albano. E ricorre oggi il centenario dell'uccisione da parte dei fascisti di Don Giovanni Minzoni, cui dopo il delitto è stata dedicata la piazza sita nel cuore del centro storico della città, dove sorge il seminario e la cattedrale, una ricorrenza che andava attenzionata in altre maniere. Ne abbiamo parlato con Don Pietro Taffari. Padre Taffari, oggi ricorrono 100 anni dell'uccisione di Don Minzoni. Don Minzoni, ricordiamo che ad Agrigento c'è una piazza molto importante. Ecco, parliamo il suo ricordo, quanto è importante ricordare questo momento. È importante perché è stato un sacerdote parroco che quando fu nominato parroco di Argenta si diede molto da fare sia per i contadini sia per i giovani, con l'istituzione di un gruppo scout che è molto numeroso, sia anche per la difesa dei diritti che il fascismo calpestava con la sua ideologia e con il suo agire. E difatti lui si iscrisse al Partito Popolare e ne diede notizia pubblica, e neanche poche settimane lo fecero fuori due sicari provenienti da un comune vicino, e mentre lui stava rientrando a casa con un suo parrocchiano, il quale dopo che lo bastonarono a morte lo ha accompagnato in canonica, ma è ispirato poi. E penso che l'arcivescovo, allora Monsignor Peruzzo, nel fare cambiare, si è d'accordo sicuramente con l'amministrazione comunale, il nome della piazza sostituendo il nome di San Gerlando, ebbe certamente dei motivi molto forti, sia perché per l'eroicità del gesto di Don Minzoni, del dono della vita, sia perché voleva additare sicuramente ai seminaristi un fulgido esempio, ecco, di ideale di santità sacerdotale e di pastorale. Dispiace molto il silenzio in questo centenario di tutte le istituzioni. Don Carmelo Pegione in un articolo stamattina ne evidenzia dolorosamente questo silenzio. Va bene, anche se qualcuno direi di tutta ignoranza dice lo stanno festeggiando il capo dello Stato con il presidente della CEI, quindi non c'è bisogno di commemorarlo qui ad Agrigento. È come dire, siccome il 4 novembre o il 2 di giugno la Repubblica o la benemerenza delle nostre forze armate la celebra a Roma, allora in tutte le altre città non c'è bisogno di corona ai caduti e non c'è bisogno di commemorare nessuno.
e un duplice tentato omicidio nel pomeriggio di ieri a Gela, in provincia di Caltanissetta. 2 giovani a bordo di uno scooter con i volti coperti dai caschi hanno sparato contro un'auto a bordo della quale c'erano 2 persone, fratello e sorella. Quando i 2 mezzi si sono incrociati all'altezza di via Ruggero VII, i 2 giovani a bordo dello scooter hanno aperto il fuoco. I feriti, fortunatamente in maniera lieve, hanno raggiunto l'ospedale con la loro stessa auto. Salvatore Azzarelli, di 46 anni, con precedenti per associazione mafiosa, è stato raggiunto da un proiettile a una coscia. La sorella, che viaggiava al suo fianco, una donna di 40 anni, sarebbe stata colpita di striscio. Le indagini sono condotte dai poliziotti del commissariato di Gela, che stanno cercando di risalire agli autori. E sono 800.000 le lettere inviate dall'Agenzia delle Entrate alle partite IVA inattive da 3 anni. Vediamo il servizio. Sono circa 800.000 le partite IVA in questo momento attenzionate dall'Agenzia delle Entrate, che in questi giorni riceveranno una comunicazione diretta e relativa alla richiesta di chiarire aspetti della propria posizione. L'azione si è resa necessaria da parte dell'Agenzia delle Entrate a seguito di un'indagine statistica che si è conclusa lo scorso 31 luglio ed è prevista dal testo unico delle imposte sui redditi, in base al decreto del Presidente della Repubblica 917 dello scorso 22 dicembre. L'indagine ha fatto emergere che le partite IVA inattive in Italia sono appunto circa 800.000. La loro attività è rimasta immobile per almeno gli ultimi 3 anni e dunque l'Agenzia delle Entrate intende chiarire la loro posizione. Gli anni che l'Agenzia delle Entrate ha preso in considerazione sono il 2019, il 2020 e il 2021, durante i quali non sono state presentate dichiarazioni IVA, redditi d'impresa o lavoro autonomo. In caso di incongruenza o di mancate risposte, l'Agenzia delle Entrate potrà decidere di provvedere alla chiusura di ufficio delle partite IVA che ritenga non soddisfino i requisiti necessari per mantenere e proseguire l'attività. La chiusura non sarà immediata, bensì i titolari avranno 60 giorni di tempo a partire dall'avviso per fornire chiarimenti. Alcune imprese e liberi professionisti rischiano tutt'altro. Il rischio che la chiusura di ufficio venga loro comminata non riguarda l'inattività, bensì i problemi relativi a una situazione che l'Agenzia delle Entrate ha definito grave e sistematica evasione, così come di grave e sistematico inadempimento fiscale. Sono note con l'appellativo di partite IVA apri-chiudi, ovvero le partite IVA create allo scopo di lucrare temporaneamente attraverso qualche attività per poi dismetterle poco prima di dover rispettare i termini di pagamento delle imposte dovute e in molti casi le attività svolte sono risultate delle vere e proprie truffe. Quando l'Agenzia delle Entrate rileva il rischio accertato, ecco che dunque si procede con la chiusura d'ufficio della partita IVA. Una volta chiusa non potrà più essere riattivata. L'unica soluzione per avviare nuovamente un'attività in proprio è di aprire una nuova partita IVA, con l'obbligo però di presentare contestualmente alla richiesta una fideiussione di 3 anni del valore minimo di 50.000 euro o di un importo pari all'ammontare complessivo delle violazioni contestate, se superiori al valore fideussorio minimo. Entra nel vivo la tradizionale centenaria festa di San Giuseppe a Favara, iniziata lo scorso 17 agosto, 10 giorni di religiosità e festa popolare con le tradizionali minestre e momenti di spettacolo. Domenica, gran finale con i fuochi di artificio e il concerto di Anna Tatangelo, il servizio del collega Giuseppe Moscato. Allora, un momento che facciamo una preghiera, benediciamo tutte le persone presenti, benediciamo Mami Vespa, ma innanzitutto noi dobbiamo essere benedetti, che ci vogliamo bene e ci rispettiamo. E diamo e diciamo un grazie di cuore alla famiglia Cipolla che ci dà questa occasione di vivere. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Entra nel vivo la tradizionale e ultracentenaria festa di San Giuseppe a Favara. Dopo il divertente inizio affidato ai comici Matranga e Minafò di Sicilia Cabaret, le serate sono state animate dalla tradizione, con le minestre di San Giuseppe preparate dalle famiglie come ex voto per grazia ricevuta, alla quale partecipa tutto il quartiere con la presenza di centinaia di persone. Il simulacro di San Giuseppe, dopo la celebrazione di una Santa Messa nella chiesa del Rosario in piazza Cavour, accompagnato dai componenti del comitato, dal parroco e dai fedeli in processione, raggiunge i vari quartieri di Favara, dove sono state preparate le minestre e i pani votivi. Quindi un momento di preghiera e ringraziamento, la benedizione e infine la distribuzione della buonissima minestra, che viene preparata in maniera tradizionale e cotta rigorosamente in pendoloni con fuoco a legna. Non mancano anche i fuochi d'artificio a completare la festa della sera. Una data estiva, quella di fine agosto, rispetto a quella liturgica del 19 marzo, che si perde nella notte dei tempi, per dar modo ai tanti favaresi emigrati che tornano a Favara per le ferie estive di poter partecipare ai festeggiamenti del veneratissimo patriarca. Una festa di San Giuseppe che unisce la religiosità e la venerazione per uno dei santi più amati in Sicilia alla condivisione di eventi che vedono la città ed anche forestieri trascorrere serene serate all'insegna del sano divertimento. Il programma prevede ancora minestre nelle serate di mercoledì e giovedì. Ci sarà un fine settimana ricchissimo di appuntamenti. Giovedì 24 serata musicale con l'orchestra Jumping Up, venerdì una reunion di bande locali in voga negli anni 70 e 80. Sabato Palladium Story, una non-stop music con i ragazzi di Lia Minio che hanno partecipato ai programmi televisivi Io canto e ti lascio una canzone. Sempre sabato presentazione della squadra di calcio SSD Pro Favara e la premiazione di alcuni emigrati eccellenze italiane in Europa. Domenica giornata interamente religiosa con le Sante Messe, l'uscita del simulacro di San Giuseppe per le strade cittadine e il finale con i fuochi d'artificio. I festeggiamenti di San Giuseppe a Favara si chiuderanno lunedì 28 in piazza Cavour con il concerto di Anna Tatangelo. Ciao ragazzi, vi aspetto il 28 agosto a Favara, mi raccomando, non mancate. Ciao! La linea alla regia per la pubblicità. Grande partecipazione di pubblico per lo spettacolo Nella magia delle fiabe di Savatteri Production, ispirato ai classici della Walt Disney, che si è svolto nella centrale piazza di Montevago, nell'ambito del programma delle manifestazioni dell'estate montevaghese, il servizio. È stato bellissimo soprattutto perché tantissimi bambini si sono divertiti, loro sono stati magnifici, devo dire però che anche lo scenario si prestava, per cui alle fiabe, alla magia delle fiabe sicuramente Montevago ha fatto trovare a Marco Savatteri e alla sua compagnia un luogo da fiaba e quindi le due cose si sono sposate bene e hanno reso veramente splendido questo luogo e io per questo non posso che ringraziare tutti, tanto per la partecipazione, per l'entusiasmo e per questo momento magico che oggi ha vissuto chi è sceso qui davanti alla Chiesa Madre e loro che da Agrigento hanno portato questo spettacolo. Grazie a tutti. Nella magia delle fiabe è uno spettacolo irriverente che alterna momenti di comicità, momenti di spensieratezza, momenti di riflessione. Però quando siamo arrivati abbiamo trovato un luogo straordinario ma anche drammatico e se vogliamo malinconico, perché è una cattedrale caduta per un tragico avvenimento, un terremoto, diversi anni fa. Eppure la gente di Montevago si è rialzata da questo terremoto e ha voluto recuperare i luoghi terremotati, dando a questa cattedrale una seconda vita, una seconda chance. Quindi, nonostante un attimo di malinconia e un secondo, un minuto forse di silenzio in onore di ciò che è successo, siamo stati felici e pronti con le fiabe a rivivificare di nuovo e quindi a rianimare di nuovo questo luogo e a portare anche il nostro contributo. Ma devo dire che la magia c'era già
prima di noi. Quindi grazie, esperienza straordinaria. Lo spettacolo parla proprio di questo, quanto è difficile oggi continuare a raccontarsi e a credere nelle fiabe. Spesso gli antagonisti sono proprio i bambini che hanno smesso di credere perché troppo in fretta cresciuti grazie o per colpa dei social. Ne dico uno tra tutti, TikTok è straordinario, straordinaria applicazione, ma a volte pericolosa. E dunque noi siamo qui per ricordare che le fiabe non hanno tempo, non hanno età e possono tornare a raccontarsi sempre. È un messaggio serio, è un gioco serio, è un messaggio di teatro e di amore, come sempre ci piace fare con Sabatteri Produzioni. Salutiamo il pubblico di Mondovago, nella regia delle fiabe, grazie! Il Comune di Torrenova di Messina organizza per i giorni che vanno dall'1 al 3 settembre il Festival dell'Agroalimentare a Munì, che esalta il cibo ma anche momenti di spettacolo e di cultura e servizio. Quale sarà la particolarità di questo festival? Allora, la prima particolarità sarà sicuramente il poter racchiudere 24 produttori siciliani, e parliamo di produttori che non solo rappresentano le eccellenze siciliane ma anche tanti piccoli produttori che si stanno affacciando alla grande distribuzione organizzata e anche ad esportare internazionalmente. Stiamo cercando e probabilmente riusciremo a costruire un salottino più intimo nel quale favorire gli incontri tra i buyer e i produttori, poiché il problema del commercio attuale è l'impossibilità o comunque la difficoltà di poter trovare giusti mezzi per comunicare o per rappresentare il proprio prodotto, soprattutto a causa o anche grazie alla competizione, che non è più una competizione domestica nazionale ma adesso si tratta di una competizione internazionale. Di conseguenza questi produttori avranno l'occasione di poter esporre e promuovere, valorizzare il proprio prodotto davanti ai grandi buyer della distribuzione italiana, poiché saranno presenti il gruppo Deco, quindi il gruppo Arena, Deco, Conad, Coop e 4 buyer stranieri che provengono da diverse parti del mondo, la Svizzera, la Francia, Singapore, l'America e la Corea del Sud, con l'azienda Tridge che è stata anche il nostro partner digitale. Questa azienda si è occupata di trasmettere la locandina del nostro festival su tutti i loro canali, sulla loro piattaforma che ospita più di 2 milioni di visitatori mensilmente, e questo ci ha dato una rilevanza e soprattutto una risonanza internazionale, oltre chiaramente alla presenza di questi buyer che speriamo proprio riescano a coinvolgere anche i piccoli produttori che saranno presenti e mostrargli il giusto modo di approcciare la grande distribuzione oppure il mercato internazionale. Sarà una grande occasione, una grande vetrina per i produttori locali che avranno la possibilità di incontrare buyer internazionali anche fisicamente, perché oggi con la comunicazione appunto del terzo millennio di solito i contatti avvengono in maniera social oppure anche in maniera virtuale, invece voi andrete a mettere in contatto buyer e venditori, produttori fisicamente anche insieme. Avranno l'occasione infatti, grazie a tutto lo staff, di programmare i loro incontri. I produttori segnaleranno i buyer con i quali vogliono chiaramente avere o intrattenere questi colloqui, queste discussioni, queste riunioni e viceversa. Di conseguenza daremo l'opportunità a tutti i partecipanti di mostrare il proprio prodotto, le proprie caratteristiche, il proprio vantaggio comparato e dimostrare delle particolarità che magari digitalmente o comunque telefonicamente è impossibile dimostrare o comunque diventa molto difficile. Quindi sì, l'incontro one to one, quindi faccia a faccia, è anche una delle particolarità e dei momenti forti di questo festival, di questa fiera, poiché abbiamo tante eccellenze simili in Italia e all'estero per quanto riguarda questi incontri, Cibus, Tutto Food, Sial, però parliamo di eventi chiaramente molto grandi, anche se istituzionalizzati, ma molto molto ampi, nella quale c'è la presenza di 6.000 produttori e buyer provenienti chiaramente da tutte le aree del mondo.
in quei casi non è sempre facile poter trovare l'occasione di parlare con il buyer o comunque l'azienda che possa importare o esportare questo prodotto, e noi invece vogliamo appunto offrire questa opportunità. E passiamo allo sport. Takuri Marimoto, il giocatore giapponese che ha militato in squadre nazionali e internazionali, è il nuovo giocatore dell'Akragas, arrivato oggi ad Agrigento, accolto dalla dirigenza. Farà parte della squadra di Giuseppe Deni e molto probabilmente giocherà nella prossima partita ufficiale dei preliminari di Coppa Italia con la Nuova Egea, che si giocherà domenica all'Esseneto. Intanto Giuseppe Deni smentisce che il club sia in vendita il servizio. Domenica si inizia a fare sul serio, al via infatti la Serie D con i preliminari di Coppa Italia. L'Akragas incontrerà la squadra della Nuova Egea, molto probabilmente giocherà anche l'ex giocatore giapponese Marimoto. L'attaccante classe 1988, ex di Catania e Novara, torna a giocare in Italia dopo 10 anni. Nel nostro calcio ha militato dal 2006 al 2013 per le sue qualità e doti calcistiche. È stato soprannominato dai cronisti nipponici Ronaldo dal Sollevante. Nella sua lunga e intensa carriera, con tante esperienze in giro per il mondo, non solo il ritorno in Giappone, ma anche campionati negli Emirati Arabi, Grecia, Paraguay e Taiwan. A Taiwan con la maglia del Taiking Futuro è stata la sua ultima avventura. Takuri Marimoto ha già firmato con la squadra di Deni, è già arrivato in città. Nel pomeriggio si allenerà. La presentazione ufficiale della squadra avverrà sabato pomeriggio allo Stato Esseneto. Intanto vediamolo al suo arrivo all'aeroporto di Catania. Intanto bentornato a Catania. Grazie. Come stai? Sei contento? Sei felice di iniziare questa nuova avventura? Sì. Hai sentito qualcuno dei calciatori già dell'Akragas? Sì, da Marco Piaggianti, Tedesco, Spori, Giama, quasi tutti, sentito sì. Qual è il tuo obiettivo personale quest'anno? No, spero che facciamo bene per la squadra, spero il mio obiettivo, sì. E il patron dell'Akragas, Giuseppe Deni, smentisce ogni ipotesi che la squadra sia in vendita. La notizia è priva di fondamento. La società è aperta a ingressi di nuovi soci e non si parla assolutamente di cessione. Vogliamo portare il club nel calcio professionistico e tra qualche anno e stiamo gettando le basi per un futuro importante calcio in città. Bene, questo è tutto per TV Notizie. Vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi auguriamo una buona serata.